comincia dal comune più piccolo il percorso per coltivare qualcosa di grande, di tornare in Serie D come tanti anni fa, anche in occasione del 40° anniversario del club. Amici di Sportissimi, ciao! Da Salvo Geraci inizia il campionato, inizia l'eccellenza siciliana. Siamo nel girone A e Geraci Pro Favara. Cipizzini nella quarta del campo con Leandro Lucarelli, il tiro Barbagallo. Intanto qui sale la Pro, pallone dentro con Cannavò che sfiora il palo dopo il servizio di Bossa. Ha raddoppiato il Mazzara 46 su lui Tasciacca. Il gol di Perrone. Fernandez, non c'è nulla, secondo l'arbitro non c'è calcio di rigore. Si alza anche un po' di dentro qui a Geraci Siculo, parte pari bianco, basso, velo, il tocco di Bona Mason, lo schema, pallone largo, Cannavò, ce l'ha sul destro, il fallo, calcio di rigore per la Pro Favara, il fallo da parte di Lopizzo. Cannavò, il vantaggio della Pro Favara, Antonio Cannavò, il primo gol in giallo-blu. Con la rete segnata al 40° dal dischetto, 1-0 al Santissima Trinità. Garufo subito con le idee chiare nel passarla alla Piana, il tiro di La Piana, incredibile. Questa azione con il calcio di punizione conquistato da Garufo. La Piana pronto con il destro, 4 in barriera. Invece va il sinistro in porta direttamente da parte di Lucarelli. Il gol di Max Lucarelli, il raddoppio della Pro Favara, il primo gol in giallo-blu per l'ex Taormina, 2-0. Buon tempo, l'appoggio dietro a Sise. Occhio al pallone vicino alla linea di porta. E l'attacco di Marcio Fernandez. Rudonia recupera il Geraci, ci potrebbe essere spazio, il tiro di Rudonia. Sise. Lucarelli gira tutto, La Piana di prima verso Garufo che voleva il pallone di ritorno, La Piana lo riconquista, calcia alto, ancora La Piana si propone, calcia verso il primo palo, tiro strozzato, si muove tanto La Piana come al solito. Calagna, La Piana, 1-2, rapido, La Piana entra in area, il sinistro di La Piana, basso per Barbagallo, calcio di punizione, battuto immediatamente Fernandez, se la allunga, il passaggio per Lopizzo che calcia ad affrontare una squadra candidata alla promozione in Serie D. Pallone profondo, il tocco Barbagallo un po' così, non ha calciato alla fine Calagna. Garufo in mezzo, c'è il tiro di La Piana. Zafonti, Conate perde palla, la recupera Calagna, davanti Barbagallo che mette il guanto, ancora Calagna, Barbagallo lotta senza fallo, il portiere del Geraci, la larga da Sapienza, a puntare l'avversario, sterza sulle destro, Sapienza in mezzo, c'è l'aggancio, Fernandez spiegazione, botte Sapienza, pallone a giro in mezzo, colpo di testa fuori di Rudonia. Occhio proprio a Rizzo davanti Barbagallo e la mette dentro nella propria porta Gusso, autogol, 3-0 Pro Favara. Finisce Geraci Pro Favara 0-3 per il giallo-blu, il gol di Cannavò su rigore, Lucarelli su punizione, l'autogol di Gusso, Pro Favara che si prende i primi 3 punti della stagione.